stelle non dormono mai, bentornati all'Uomo delle Stelle, come ogni giovedì qui da Telefriuli portiamo gli spettacoli a casa vostra e in queste serate effettivamente è bello essere chiusi in casa e ricevere direttamente qualcosa che insomma ci faccia uscire, anche se uscire non si può o comunque è meglio non farlo. Diamo subito il benvenuto all'ospite di questa sera, DJ Tubet. Ciao Mauro. Benvenuto, Mauro Tubetti, anche se anche a casa ti chiamano Tubet ormai, credo che l'alias sia passato. Un rapper con una ventina di anni di carriera, sono ormai 20 anni, forse quest'anno è proprio il ventennale, Esatto. Si potrebbe anche festeggiare in qualche modo. Una decina di album, un sacco di premi, una serie di collaborazioni lunghissima. 2 lauree o sei arrivato anche alla terza? La terza non finita. La ma terza 2 non finita, l'unico rapper credo, già trovarne uno con una laurea, insomma, credo sia una bella sfida. Con 2 e quasi 3 direi che è insomma, è un bel risultato. Tutti questi progetti sono caratterizzati da una linea comune che è l'uso del friulano e l'uso del freestyle, che poi spiegheremo bene che cos'è, insomma, fa parte delle famose 4 discipline della cultura hip hop. Tra l'altro tu sei DJ, però effettivamente non fai DJ, No, per cui sono 2 discipline che tu hai fuso insieme. No, DJ in realtà per l'amore per la cultura giamaicana ok. e per il toasting giamaicano, quindi i primi parlatori ad andare in classifica commentando dischi erano i DJ, allora siccome la mia arte è parlata, per dare diciamo rispetto ai pionieri del rap, e Tubet perché il mio cognome Tubetti in friulano si dice Tubet. Quello è facile. Il rap, l'abbiamo detto più volte qui, è una musica che ormai è diventata mondiale, nel senso che la trovi davvero a tutte le latitudini, facilmente utilizzabile in lingue diverse, in alcune viene meglio, la dimostrazione la dai tu, insomma, con il friulano. Magari è cambiata nei contenuti, perché quando c'era la vecchia scuola, quella della tua maglietta e della mia spilla, era un po' considerata la CNN del ghetto, quindi era un modo, insomma, per esprimere determinate cose, contenuti politici, contenuti sociali. Ecco, la scelta anche di ascoltare Sangue Misto con questo brano, Clima di tensione, che siamo ancora nella fascia che forse non prenderemo qualche multa per la par condicio, ma insomma era un brano di 14 anni fa, ma potrebbe essere stato scritto ieri, e dal punto di vista dei testi va abbastanza dritto. Un genere che unisce piuttosto che separare, ed è quello che fai anche tu musicalmente. Sì, è un genere, come hai giustamente detto, che era diciamo la radio dei poveri, era la rappresentanza anche di queste minoranze, e unisce perché, essendo fattibile in tante lingue, ormai essendo globale, è un genere che unisce perché nasce dalla festa, nasce dall'idea di fare festa ballando, cantando, ma dicendo qualcosa, quindi raccontando la propria storia già di per sé si unisce una comunità. Se poi sono più storie diventa un discorso più interessante. Poi ci sono sempre quelli che ti diranno no, ma era meglio ai miei tempi, no, ma il rap una volta era diverso, c'erano i Public Enemy, c'erano gli Aria di Golpe qui, e esatto. Adesso c'è Sfera e Basta e Gali. Sono la stessa cosa, sono sempre figli della stessa matrice, poi possono piacere o meno, ma io trovo che comunque quando c'è un po' uno stacco tra le generazioni, quando c'è qualcosa che fa, usiamo il termine incazzare, tanto non siamo in fascia protetta, va anche bene nella musica, negli spettacoli, nella cultura. Non tutto deve essere sempre bello, infiocchettato, insomma vanno bene anche le cose che danno fastidio a qualcuno. Poi insomma è giusto che ogni tanto ci siano queste botte che anche tu hai dato, sì. E poi ne parleremo. Tra l'altro tu sei appena reduce da uno spettacolo al Teatro Stabile di Bolzano, quindi esatto. Anche lì con un lavoro in cui hai portato la Marilenghe. Sì, con un lavoro culturale
all'interno di più minoranze che rappresentavano l'Europa, e c'era, diciamo, il discorso fra la lingua maggioritaria e la lingua minoritaria, un po' queste contrapposizioni, e lo spettacolo creato da un ottimo regista, Alexander, dove precedentemente ha filmato e intervistato 80 persone, 10 le ha portate sul palco. Eravamo l'unica minoranza con 2 persone, io e Don Romano, e quindi lui faceva il discorso, diciamo, religioso, delle problematiche di traduzione, anche di lotta, diciamo, sul friulano. Io raccontavo la mia esperienza, ma siamo stati messi a fine dello spettacolo proprio perché rappresentiamo con le nostre vite l'idea di questa Europa che aggrega più popoli piuttosto che divide, ecco. Tutto era sul concetto dei ponti, lo spettacolo. Questi sono concetti che comunque riprenderemo nella seconda parte. Adesso devo tentare anch'io un record di velocità e di freestyle, perché ho veramente una montagna di appuntamenti a cui consigliarvi di andare nei prossimi giorni. E partiamo da uno dei più grandi personaggi dello spettacolo italiano, che è Arturo Brachetti, che dopo il debutto internazionale di Parigi arriva in regione martedì 6 al Verdi di Gorizia con il nuovo spettacolo Solo. Il trasformista, o Master of Quick Change come dicono in inglese, è l'unico protagonista come sempre sul palco dopo il trionfo dei suoi precedenti show applauditi da 2 milioni di spettatori in tutto il mondo. Questo spettacolo è un ritorno alle origini tra reale e surreale, verità, finzione, magia, realtà, tutto è possibile nei varietà di Brachetti, che sono al tempo stesso surrealisti, funambolici, lasciano comunque a casa la razionalità. Il trasformismo ovviamente è al centro, ci sono oltre 60 nuovi personaggi portati in scena per la prima volta, ma anche un viaggio attraverso la sua storia artistica e altre discipline, dalle ombre cinesi al mimo, al sand painting, in un mix tra scenografia tradizionale, video mapping, insomma c'è un po' di tutto. Si va dai personaggi dei telefilm a Magritte, dalle icone della musica pop alla fantascienza in stile Matrix, uno spettacolo assolutamente pirotecnico, e chi ha visto Brachetti almeno una volta sa di cosa sto parlando. Un altro personaggio che insomma non delude mai è Paolo Rossi, il comico, anche se comico ormai è un termine abbastanza relativo e limitativo. Qui lo vediamo alle prese con uno dei suoi cavalli di battaglia, la Costituzione. Anche qui forse è meglio se parliamo sopra, se no rischiamo qualche problema. Al Miela di Trieste domani, venerdì e sabato, con l'Improvvisatore 2, l'intervista, lo spettacolo di quello che si definisce un anarchico gentile, un eversivo educato, per bene e assai generoso. È il numero 2 perché è una sorta di seguito dello spettacolo precedente, e lo stesso Paolo Rossi dice: i miei spettacoli sono dei sequel e nella mia autobiografia verranno elencati per stagioni, praticamente quello che succede con le serie TV. Del resto ogni artista, o presunto tale, riscrive sempre il suo racconto, rimette in scena sempre quello che funziona, ricanta sempre la sua stessa canzone. E quindi chi sono io, dice Paolo Rossi, per distinguermi da questi furbi, visto che ho solo un diploma da perito chimico, con tutto rispetto, e questo lo dice lui. E quindi Improvvisatore 2, ovvero l'intervista con Paolo Rossi, che come al solito coinvolgerà il pubblico nelle sue improvvisazioni e nelle divagazioni. Un altro personaggio che qui in Friuli conosciamo ormai bene, perché è quasi un habitué dei nostri palchi e che sta tra musica, teatro, narrazione, è Simone Cristicchi, che con Magazzino 18 ha vinto per 2 stagioni consecutive il premio del pubblico come miglior spettacolo ospitato nel circuito ERT. Torna in regione col suo lavoro più recente, Il secondo figlio di Dio, uno spettacolo ispirato alla vicenda realmente accaduta di David Lazzaretti, detto Il Cristo della Miata. Questo musical civile, diretto da Antonio Calenda, con musica e arrangiamenti di Walter Sivilotti, sarà al Teatro Italia di Pontebba domani, poi sabato a Zoppola e domenica a Maniago, e racconta l'avventura di un mistico, un visionario di fine Ottocento, che fu capace di unire fede, comunità, religione, giustizia sociale. Quindi tra canzoni inedite e narrazione
Cristicchi ricostruisce la parabola di Lazzaretti e soprattutto il suo sogno, che era rivoluzionario per i tempi ma forse anche per oggi, culminato in quella che era, si chiamava la società delle famiglie cristiane, una società utopica che poi fu studiata da persone molto lontane fra di loro, da Tolstoi a Gramsci a padre Balducci. Un appuntamento invece che unisce la musica con la danza è quello di sabato al Teatro Verdi di Pordenone, Golden Days, della storica compagnia Ater Balletto, che si esibisce sulle coreografie del danzatore svedese Johan Inger, celebre per i suoi lavori sia di classica che di moderna. È un linguaggio di danza in costante dialogo con le musiche, in particolare quelle di Tom Waits, Patti Smith e di Kate Jarrett, una sorta di jam session che riprende due opere di questo autore già note, Rain Dogs, come appunto un famoso album di Tom Waits, e Bliss, legate dall'assolo, Birdland, tutti i nomi insomma che hanno a che fare con la musica, e infatti tutta l'opera è pervasa da un senso di nostalgia, ricordo di un passato che è quello insomma della generazione a cavallo tra anni 70 e il decennio successivo. Non ho la velocità di Too Bad, ma ce l'ho quasi fatta ad arrivare fino in fondo. Manca il concerto di Brunori Sass. Sembrava ieri che eravamo qui a parlarne con gli organizzatori. Martedì arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, protagonista sicuramente della nuova scena dei cantautori italiani. Ha conquistato pubblico e critica con l'ultimo album A Casa Tutto Bene, disco d'oro, e poi seguito da un live che ha visto quasi 70.000 presenze. Poi è arrivata la Targatenco, e insomma di conseguenza questo nuovo tour Brunori a teatro, canzoni e monologhi sull'incertezza, che lo vedrà a Udine per una sola data al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. A Udine tra l'altro c'era già stato più o meno un anno fa al Palamostre, ospite di Note Nuove, proprio per preparare quella che era la prima parte del tour, che è uno spettacolo fatto di musica, riflessioni, che unisce appunto la band live, le canzoni che negli ultimi mesi si sono sentite davvero molto, e anche un po' la stand-up comedy con un mix di profondità e leggerezza, sacro e profano, uno sguardo lucido e anche sentimentale, e poi insomma tutti i riferimenti musicali di Dario Brunori, che ha scelto questo particolare alias Brunori Sass, società in comandita semplice, cos'è? Qualcosa del genere. Lo scopriremo fra pochi minuti, noi ci fermiamo un attimo, ma voi non andate via. Stars are never sleeping. Stars are never sleeping. Di nuovo in studio qui da Telefriuli con l'Uomo delle Stelle, con l'ospite di stasera DJ Too Bad. Dicevamo prima 20 anni di carriera, ma quindi tu ne avevi 16, 17 quando hai cominciato? 16. 15. La prima registrazione a 15 anni. Mamma mia. Nel Tecnotitlan del Fulvio di Madracca. Allora mi sa che forse devo aver visto anche il primo concerto, se non ricordo male, credo che sia rimasto impresso. Dicevamo prima, DJ, rap, passione per la musica giamaicana, sì. Il tutto ha portato a una creazione di, insomma, non definiamolo ibrido, ma comunque un insieme musicale che tocca diverse cose, quindi l'hip hop, ma anche il reggae, la dancehall, la world music, e poi ci sono stati anche un sacco di esperimenti a cavallo tra i generi. Non è che ti sei fermato a fare una cosa solamente. Esatto, perché col freestyle si è molto mobili e si può fare freestyle su qualsiasi base, su qualsiasi musica, e quello mi ha dato un po' la mobilità nel poter sperimentare anche in ambito jazz o in altre cose, perché nel tempo quello che è venuto a interessarmi non è tanto il rap, ma la parlata sulla musica, quindi una cosa un po' più larga, diciamo. Quello che stiamo ascoltando credo sia il primo lavoro da solista, perché sì. Poi tu parti con una band che era la DLH Posse, esatto. O i DLH Posse, poi c'è stato l'esperimento che poi continua comunque Resistance o Resistance in dub, quindi
da una parte il rap in friulano, dall'altra il dub in friulano, e poi hai scelto insomma una carriera solista fatta di tanti aspetti diversi, con una discografia che si è allargata magari anche in forma non tradizionale, perché questo era un singolo di una decina d'anni fa, Sì. però poi ci sono tantissimi lavori che fanno parte di collaborazioni, ecco, qui ne vediamo per esempio uno con addirittura sono tre musicisti che vengono credo da parti diverse del mondo, sempre per il discorso dei contatti di cui dicevamo prima. Sì, nel tempo, come giustamente dicevi, ho iniziato a sperimentare, diciamo, la fusione di più lingue nella stessa canzone, in modo che la lingua friulana, che è la più utilizzata da me, non sia mai da sola e si possa rapportare con lingue più note, meno note, più grandi, più piccole, più strane, meno strane, per rompere un po' anche i pregiudizi, gli stereotipi su questa lingua. In questa canzone che racconta un po' i confini, vediamo appunto la lingua friulana insieme alla lingua dei nostri confini, quindi lo sloveno, il tedesco, e una parte in stile old school di inglese, quindi anche diciamo i nuovi popoli oltre a quelli tradizionali che hanno attraversato il Friuli. Quindi i contatti sono continui, se uno sceglie di fare questa musica non ti puoi chiudere, anche quando uno dice beh ma in fondo l'hip hop è un angolino in cui uno sta, non è vero, perché se hai la curiosità le possibilità credo siano davvero infinite da questo punto di vista. Sì, e anche la cosa che mi è piaciuta molto di questi ultimi anni è il fatto che anche il Friuli è molto ricco di persone che possono cantare o rappare in altre lingue. Questa è una cosa che mi ha molto sorpreso, perché tanti rapper pensano bisogna andare via di qua, che ne so, Milano o all'estero. Invece tante volte rimanendo qua aprendo un po' più gli occhi, aprendo anche la mente, mandando via un po' il marum, come si dice in friulano, si riesce a trovare delle soluzioni pratiche ma anche belle dal punto di vista esistenziale, che ridefiniscono anche quello che pensavamo del nostro piccolo posto. E questo in particolare è un video che mi ha molto colpito, perché c'è questa immagine iniziale sulla Bibbia in friulano, che insomma è un argomento che tuttora è abbastanza spinoso, scottante. Sappiamo insomma che ci sono state grandi lotte per riuscire ad avere la possibilità di una liturgia in marilenghe. Insomma non è chiaro compito del musicista interessarsi direttamente di queste cose, ma raccontarle certo sì, e qui lo fai tra l'altro con quello che poi è un incrocio di culture, se vogliamo. Sì, questa è una canzone che ci tengo moltissimo, è la mia prima collaborazione con un giamaicano, venuta questa volta in internet, e l'ho trovato cercando i cognomi tipici della Giamaica per riuscire a tirarlo fuori. È bello che anche lui viene dal nord della Giamaica, da dove è nato il Sunsplash giamaicano, come noi avevamo il nostro Sunsplash. Però sì, avevamo. Però mi è piaciuto ragionare con lui di spiritualità, perché era troppo comodo ragionare dei soliti temi giamaicani, e abbiamo voluto affrontare questa idea della spiritualità secondo i due aspetti. Da una parte la fede incrollabile nonostante i problemi, ed è la parte del prete nero che ha la Bibbia, friulano, e dall'altra parte la parte di ricerca, quindi trovare nella propria vita significato, dove si trova Dio in base alla mia esperienza, cosa sono le cose così belle che possono avvicinarsi al concetto religioso di Dio. E questi due aspetti, la ricerca e la fede, secondo me sono i pilastri della cultura religiosa. Da una parte una cosa più statica, però di cuore, dall'altra parte un cuore che cerca. Entrambi si completano e si aiutano in queste due persone. Poi nel video ci sono un po' di stereotipi misciati apposta, tipo i bianchi con le maglie dei neri, con gli eroi neri, chiaro, il predicatore nero con la Bibbia friulana. Ci sono queste cose che rompono sia la nostra cultura che la cultura giamaicana tipica. È come fa la cosa giusta, però girato in piazza Primo Maggio, Esatto, più o meno. esatto. Prima si accennava alla funzione
sociale e politica dell'hip hop che comunque c'è sempre stata, è sempre presente. Alcuni dei tuoi progetti vanno direttamente in questa direzione, per esempio Uguali e Meglio è un lavoro, diciamo così, su commissione che ha comunque un obiettivo abbastanza diretto e anche in questo caso è un argomento, insomma, attuale assolutamente. Sì, questo grossissimo lavoro è in realtà la fine di una ricerca sociale, perché prima c'è stata la parte di ricerca, perché anche in Friuli, come in tante parti d'Italia, non è così scontato che l'uomo abbia coscienza, diciamo, di se stesso e più che altro coscienza diciamo, di quanto può aiutare in famiglia, perché se l'uomo può aiutare più in famiglia la donna, non diventando una donna, ma facendo anche dei lavori un po' da donna, riesce a rendere la donna più libera di lavorare, di emanciparsi, ma soprattutto la famiglia viene su più dritta, perché i figli hanno contatti con entrambi i genitori, quindi anche il padre, che di solito era un po' isolato, riesce a farsi più voler bene dalla famiglia. Quindi questo video ha un po' questo gioco di ruoli contrapposti dove non soltanto il maschio fa i lavori da donna, ma si vede i genitori che si aiutano, che è un po' secondo me l'esempio più grande di amore familiare. Ecco. Mi stai facendo conoscere un aspetto del rapper che forse in Italia è poco passato, quasi quello del predicatore, sì, nel senso americano del termine, quindi quello che insomma dà degli insegnamenti, dà delle linee guida, poi uno può seguire o meno, però ci sono anche quelle, c'è la possibilità anche di apprendere quello, poi insomma come in questo caso ci sono anche degli enti pubblici che collaborano, che rendono possibile questo e penso sia importante anche per un artista, insomma, avere la libertà di poter creare sapendo di avere un sostegno. Sì, questo è molto importante, ma un po' diciamo l'evoluzione anche della mia storia. Sono partito da prima un concetto vago del Friuli all'inizio con DLH quando ero ancora un membro spaiato, poi prendendo coscienza anche di che cos'era una posse e anche le mie avventure un po' in ambito studentesco mi hanno portato a cercare qualcosa di più politico, ma nel tempo l'ho, diciamo, abbandonato, perché cosa è la vita, qual è il mio significato, diciamo, cosa io credo sia nella mia esperienza, qualsiasi argomento trattabile è molto più interessante che una rivendicazione, tra virgolette, da volantino. Ecco. Certo. Stiamo vedendo un po' di video che fanno parte anche di periodi diversi e anche di generi diversi, anche perché poi se andiamo a vedere le tue collaborazioni sono davvero eterogenee, perché hai lavorato con Stefano Andreuti ma anche con Claudio Kojanitz, esatto, jazzista, con il Friuli Venezia Giulia Gospel Choir, ma anche con i Macaco Jump che sono un gruppo reggae, con un nome storico del folk come Giulio Venier, ma anche con Noel che fa dance, che è stata qui lo scorso anno, quindi insomma sempre per il discorso mai chiudersi, mai precludersi delle possibilità, tutto è possibile con la musica. Oltre a questi video che dicevamo prima, noi ne stiamo facendo vedere alcuni ma sono davvero tantissimi, ci sono i cosiddetti mixtape, quindi sì, quelle che sono le compilation della tua musica o della musica che ti piace messa assieme, e poi c'è stato anche un periodo in cui facevi o continui a fare le cosiddette instant songs, quindi dei pezzi ispirati a situazioni particolari, per esempio poteva essere il buon momento dell'Udinese, esatto, oppure il cattivo momento della politica, diciamo così. E anche questo sfrutta le potenzialità del rap, ma al tempo stesso anche quelle della rete, visto che poi vengono trasmesse e pubblicati via internet. Sì, il discorso delle instant song è un po' portare il freestyle in una maniera un po' più organizzata, quindi fare una canzone di corsa per risolvere un problema molto urgente, sempre un problema emotivo in prima analisi. Tecnicamente il freestyle, che cos'è? Qual è la spiegazione semplice? Semplice è discutere in rima di un argomento che viene proposto, oppure guerreggiare con un altro rapper, quindi improvvisando un discorso su qualsiasi argomento. Ipso facto. Quindi se io ti chiedo
fammi un'improvvisazione in freestyle su Telefriuli, Sì. tu anche senza base me la fai. Sì, Io non ti può posso fare il boombox, ma immagina che ci sia. Ok. Sono 40 anni di storia e di tradizione, la prima televisione in alta definizione, nonché anche la prima televisione emittente privata. Questa è una storia friulana, ma non per questo meno scontata. 40 anni una TV non dannata, nel senso che è una TV che anche si è rinnovata, se guardi qui, questo studio adesso è pure in HD, con super televisioni, la puoi anche ascoltare magari in streaming. Telefriuli è 40 anni della nostra storia, è una nuova emittente concezionalmente, ma pure una vecchia gloria. Grande. Mi sa che questa verrà presa e utilizzata ampiamente. Grande Tubet, grazie Mauro, grazie davvero per questa serata, per questa presentazione. I prossimi appuntamenti, scusa? Sì, velocissimamente. Allora, questo sabato mi trovate a Fagagna con un bellissimo concerto jazz misciato ai richiedenti asilo. Poi il 24 marzo un'importante festa del Friuli, per la prima volta si svolgerà al centro commerciale Città Fiera, che ha avuto l'appoggio di questo splendido ente. Ci sarà un po' anche, diciamo, il patrocinio dell'Arlef e sarò presente con un breaker assieme a un coro, il coro in arte Buri, e creeremo una festa dove la cultura per la prima volta entra in una maniera imponente, diciamo, in questo grandissimo centro commerciale. Quindi anche questo fa parte, diciamo, della sensibilità di unire. Anche questo è il rap. Anche questo è il rap. Grazie Tubet, grazie a Pierangelo Buttazzoni come sempre in regia, grazie a tutti voi per aver scelto l'Uomo delle Stelle Telefriuli. Buonanotte.